e Villa Cidro la prima tappa di un ideale itinerario magico attraverso una terra misteriosa come la Sardegna. Il paese delle streghe, secondo una formula un po' semplificata che sintetizza una convenzione nutrita da fonti documentarie antichissime e dagli illustri accenni a tale nomea da parte dello Spano, dell'Angius Casalis e del Manno, che ribadiva come i suoi abitanti venivano segnati a dito come fattucchieri di prim'ordine. Qui le Maliarde si chiamano Sisinia Koga, il cui etimo richiama la parola sinagoga, che probabilmente, demonizzata in chiesa, divenne donna dal nome di Sisinia, il cui status di strega veniva richiamato dalla parte finale del termine, a testimonianza del ruolo di controllo delle coscienze, oltre che delle dottrine, esercitato dal pensiero cattolico, specie nel periodo della Controriforma. È una figura fantastica, diversa per forma e intenti dalle consorelle megere che popolano l'universo magico della Sardegna, che si aggira come un fantasma nelle lotti, come un'anima persa dietro la sua ingovernabile natura demoniaca, strozzando e non più dissanguando i bambini come vuole la tradizione, che la descrive con gli attributi più incredibili, con la testa di gallo e il becco aguzzo come una gigantessa con braccia lunghe come pertiche e mamelle simili a scope, o attribuendole il compito sacrilego di avere costruito lei, la malefica, impastandoli con farina maledetta i chiodi che avrebbero fermato Cristo sulla croce. Convinzione frutto di quella sorprendente disinvoltura nell'unire cristianesimo e pensiero magico proprio delle credenze popolari. Erano esseri malefici che avevano il potere di trasformarsi in animale, gatto, mosca e persino in oggetti, in grado di insinuarsi ovunque, ed è per questo che gli abitanti del paese provvedevano a chiudere usci e porte, a coprire con cera persino il buco delle serrature o altri spiragli, ma quelle erano presenti in ogni luogo. La fantasia popolare ha condito con particolari da horror i racconti sulle streghe, anzi meglio sulle Sisinia Kogas, quelli preferiti dalle nonne per incantare i bambini più vivaci e richiamarli alle regole, pena il sopraggiungere di una di queste inquietanti creature. In una realtà come quella delle società arcaiche, in cui gli eventi, specie quelli funesti, apparivano del tutto inspiegabili e fuori da ogni possibilità di controllo, era giocoforza rassicurante attribuirne la genesi a esseri mostruosi e demoniaci, specie se donne, alcune dei quali nei villaggi assomavano, tra le loro competenze, quelle medico-taumaturgiche e quelle magico-rituali. A Villa Cidro poi la fortuna delle streghe, che sembrerebbero popolare ovunque con i loro bacchanali paese e territorio, si lega indissolubilmente a quella di San Sisinio, il santo che liberò tutta la zona dalle antiche superstizioni pagane, sovrapponendovi il credo cristiano, entro cui si colgono ancora reminiscenze di magismo, come tra i miracoli compiuti la trasformazione di se stesso in un grande ragno che divorò tutte le mosche, ossia le streghe, nascoste nelle sembianze degli insetti. Nel paese l'immagine del santo ricorre ovunque, segnando un percorso che pone numerosi quesiti sulle forme scelte dal cristianesimo per imporsi alle forme di religiosità popolare che andavano imbrigliate anche attraverso gli strumenti del racconto popolare che facesse leva sulla paura. E forse allora che vecchie ed esperte donne un po' maghe e un po' guaritrici sono diventate presenze demoniache da esorcizzare attraverso la preghiera, che non si distingue poi tanto da sos verbos, formule prestabilite che una volta pronunciate sprigionano la loro forza inelutabile, possono legare o sciogliere, salvaguardare dagli agguati degli uomini e dalla violenza della natura, preservare, colpire, schivare e offendere, e di cui proprio le streghe sono le depositarie. Consapevolezza questa che forse riuscirà a rendere più simpatiche e presentabili queste oscure figure, di cui sarebbe meglio non parlare perché, non si sa mai, potrebbero elaborare qualche sortilegio, ma che legate anche nel nome al santo che le avrebbe domate, arricchiscono di un'atmosfera fantastica il panorama culturale di Villa Cidro.